Bibbia, chi l'ha portata? È in Matteo capitolo 22, noi leggeremo i primi 14 versetti. Matteo capitolo 22, i primi 14 versetti. Dice così la parola del Signore. Gesù ricominciò a parlare loro in parabole dicendo: il regno dei cieli può essere paragonato a un re il quale fece le nozze di suo figlio. Mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Mandò una seconda volta altri servi dicendo: dite agli invitati, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati. Tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non curandosene se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio. Altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero. Allora il re, udito ciò, si addirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi, a bruciare le loro città. Quindi disse ai suoi servi: le nozze sono pronte, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. E quei servi, usciti per le strade, radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni. E la sala delle nozze fu piena di commensali. Ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze e gli disse: amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? E costui rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai suoi servitori: legatelo mani e piedi, prendetelo e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì ci sarà il pianto e lo stridor di denti, poiché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Amen? Preghiamo il Signore che possa parlarci questa mattina. Signore, rimettiamo nelle tue mani questo momento prezioso, Signore, in cui la tua parola arriva a noi. Signore, ti chiediamo che tu possa amministrare, Signore, non io, non la Chiesa, ma il tuo Spirito, Signore, possa amministrare ciascuno di noi. Vogliamo, Signore, che tu prenda il tuo posto, il posto d'onore che ti spetta. E veramente, Signore, che il nostro io sia lasciato da parte e che noi possiamo ascoltare l'unica voce di autorità che esiste in questa sala, è la tua, Signore. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Un matrimonio, una festa di nozze. Chi è sposato sa che esistono due sole possibilità. La prima possibilità è che quando un matrimonio funziona bene, tu vivi un paradiso, tutto, dialogo, tutto funziona bene. Ma quando il matrimonio non funziona bene, tu vivi un inferno. E è interessante sapere che la parola di Dio paragona il rapporto tra Cristo e la Chiesa a un matrimonio. Se tu vai in Efesini capitolo 5 tu vedrai questo. Dice: mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, no? Quindi anche nel mondo spirituale il rapporto tra Cristo e la Chiesa è considerato un matrimonio. Io sono un appassionato di storia della Chiesa, no? Dall'inizio fino ad oggi. E studiando storia della Chiesa ho visto che questo matrimonio tra Cristo e la Chiesa è funzionato solo in piccoli periodi durante la storia della Chiesa stessa, no? Se tu vai nelle prime 7 lettere dell'Apocalisse, queste 7 lettere rappresentano cronologicamente ciascun periodo della Chiesa e soltanto 2 chiese su 7
hanno soltanto degli elogi da parte del Signore. L'ultima addirittura non esiste, l'ultima chiesa, che è la chiesa degli ultimi tempi, non esiste neanche un elogio. E quindi questo matrimonio è sempre funzionato a fasi alterne. Specialmente negli ultimi tempi il matrimonio tra Cristo e la Chiesa non funzionerà mai, o quasi mai. E questo è un avvertimento per le nostre vite. Ma la cosa interessante è che se tu vai nel capitolo 4 di Apocalisse, no? Abbiamo cantato per diverse volte la parola, nei testi delle nostre canzoni c'era diverse volte la parola trono. Trono. La cosa interessante è che nel capitolo 4 di Apocalisse cominciano le vere nozze, quelle che Gesù non è riuscito a fare pienamente qua sulla terra, ma che un giorno verranno nel cielo, quelle che i teologi chiamano le nozze dell'agnello. Il nostro perfetto rapporto con Gesù sarà esattamente nel cielo, non qua, purtroppo non qua, perché la Chiesa è imperfetta. Ma un giorno ci sarà, e se tu vai, se oggi hai occasione di andare in quel capitolo 4 di Apocalisse, tu vedrai che c'è uno scenario straordinario, no? In quel momento lì tu vedrai che c'è scritto, no? Che ci sarà un grande trono e davanti a questo trono un mare simile a un mare di cristallo che rappresenta lo Spirito di Dio che fluisce dal trono di Dio, e intorno a questo trono ci saranno altri 24 troni che rappresentano 12 troni che sono il numero dei credenti del Vecchio Testamento più il numero dei credenti del Nuovo Testamento, riuniti insieme con un unico spirito a fare cosa? A celebrare le nozze dell'agnello. E ci sarà una grande festa in cielo, ma una grande festa che Gesù voleva che succedesse non là nel cielo, ma qua sulla terra. Quando Gesù è venuto dai suoi, che sono i giudei, il popolo ebraico, lui voleva celebrare questo matrimonio, ma a quanto pare i religiosi di quel tempo non volevano fare un matrimonio fatto come si deve, non volevano far funzionare il matrimonio. E quindi Gesù ha predicato questa parabola, capitolo 22, è una delle 3 parabole che Gesù indirizza ai religiosi di quel tempo, è una parabola durissima, dicendo che questo matrimonio, questa festa di matrimonio è funzionata male, ma non per causa dello sposo, ma per causa degli invitati, no? Allora, questa parabola comincia e lui indirizza questa parabola ai religiosi di quel tempo dicendo, versetto 2, il regno dei cieli può essere paragonato a un re il quale fece le nozze di suo figlio, mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Cosa interessante, no? Ma come? Il re invita a nozze delle persone che non dovevano fare altro che arrivare alla festa, vestirsi di un abito nuovo, partecipare alla gioia del re, della sposalizio del figlio del re che rappresentava Gesù chiaramente, e loro rifiutano. Ah, ma questi religiosi sono tremendi, questi religiosi non vogliono mai sposarsi con Gesù. Ti dico una cosa, caro mio, noi a volte siamo come questi religiosi, perché Gesù ogni giorno fa un invito personale a ciascuno di noi a partecipare alla sua festa e noi non lo vogliamo sapere, siamo troppo occupati per far entrare Gesù in tutte le nostre piccole attività quotidiane. La cosa interessante è che Gesù alla mattina quando noi apriamo gli occhi, e la parola di Dio mi conferma questo, quando l'Ecclesiaste comincia a dire svegliati sposa mia, no? Significa che la sposa la mattina, la Chiesa di Cristo la mattina è invitata a svegliarsi e a cominciare a mettersi in comunicazione immediatamente con lo sposo. E Dio vuole che noi partecipiamo alla sua festa in ogni attività della nostra vita. Ma noi cominciamo a fare, no? Dobbiamo cominciare nella nostra mente a organizzare il lavoro, organizzare il cibo per i figli, organizzare la famiglia, organizzare le vacanze, organizzare questo e l'altro. E Gesù, che parte ha in tutto questo? Gesù fa un invito a ciascuno di noi ogni mattina della nostra vita e ci dice, figlio, io ti invito a partecipare alla mia festa. Sapete, nell'antichità, per invitare qualcuno a una festa veniva data una pietruzza bianca con scritto su un nome. Questo tu lo trovi in Apocalisse. Un nome nuovo che veniva consegnato personalmente a ciascuno di quelli che partecipavano a quella festa.
Quel nome rappresenta il nostro nuovo nome, la nostra nuova identità. Sapete, noi abbiamo una difficoltà enorme a vivere le situazioni della vita. Non so se tu ti sei mai trovato a vivere un momento della tua vita così difficile da non avere via d'uscita. Tu hai mai sperimentato questo periodo? Sì? Che strano che proprio in quel momento, Signore, entra nella mia vita. Signore, voglio partecipare a quello che tu hai organizzato per me in questo momento. Come mai? Fratelli, Gesù vuole intromettersi, guarda che brutta parola che sto usando, vuole intromettersi in tutte le attività della nostra vita. C'è la storia di una ragazza svedese, credente, che si chiama Johnny. Forse qualcuno di voi ha sentito parlare. Era una ragazza bellissima, no? Bionda, occhi azzurri, alta 1,80 m. Un giorno, questa è una storia vera, lei ha scritto diversi libri sulla sua esperienza. Se hai occasione di comprali che sicuramente ti edificherà. Questa ragazza a un certo punto un giorno va a fare il bagno al mare con i suoi amici, si tuffa, con la testa picchia contro uno scoglio e rimane tetraplegica, paralizzata sia le gambe che le mani, e comincia una storia diversa nella sua vita. La sua vita, che era un fiore, no? Comincia a avere dei grossi punti di domanda. E lei ha cominciato a dire: Signore, ho vissuto tutta la mia vita come se tu fossi parte di qualcosa che era fuori di me. Ma adesso io vorrei cominciare a capire che se c'è un nuovo modo di vivere, io voglio partecipare di questa festa che tu stai organizzando per me. Io sono tetraplegica, non posso muovere né gambe né mani, né gambe né piedi, ma né gambe né braccia. Ok, ho bisogno di ferie. Né gambe né braccia, ma se c'è un modo diverso di vivere, mostramelo, invitami alle tue nozze. E lei ha scritto un libro che si chiama proprio Intromissione Divina. Questo invito che il Signore ha fatto nella sua vita e questo invito che fa il Signore nella tua vita ogni giorno di più, sta dicendo: io voglio intromettermi nella tua vita. Io voglio partecipare della tua vita, io voglio essere qualcuno nella tua vita. E io mi immagino la persona di Gesù, no? Noi che ci alziamo la mattina, cominciamo a fare tutte le nostre attività seduto al tavolo, così. Chissà se mio figlio oggi mi darà un po' di attenzione. Chissà se mio figlio mi farà partecipare a tutto quello che farà durante la giornata. Gente, a volte io vedo Gesù, non è così chiaramente, ma vedo Gesù un po' depresso, perché Gesù vuole essere parte della mia vita e vuole farti parte di una festa che Lui organizza tutti i giorni. Per me è una festa di matrimonio. L'invito c'è ogni giorno, ma noi diciamo: Signore, ho di meglio da fare. Queste persone Gesù manda una seconda volta, versetto 4 dice: mandò una seconda volta altri servi dicendo: dite agli invitati, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati, tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli, non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio. Allora, persone che avevano un'attività, chi andava al suo campo, chi al suo commercio, perciò persone che avevano ricevuto un sacco di benedizioni materiali da parte di Dio, ma non volevano sapere di far partecipe il Signore della propria attività quotidiana. Come stai col Signore quando ti alzi? Come stai col Signore nelle tue attività di tutti i giorni? La prima cosa che ti dico è: Gesù vuole partecipare della tua famiglia, Gesù vuole partecipare del tuo lavoro, Gesù vuole partecipare della tua scuola, Gesù vuole partecipare delle tue attività ecclesiastiche, Gesù vuole partecipare della tua amministrazione dei soldi, della gestione dei figli, di tutto quello che è attività personale. Gesù vuole partecipare e soprattutto vuole farti partecipare. Questo invito non è per me solo, è per tutti noi. E Gesù ogni giorno ci fa questo invito a cui noi spesso rispondiamo no. Vi voglio raccontare un'esperienza. No? Ieri siamo andati a trovare la mamma di Pietro nella casa di riposo.
no? Guarda che interessante come il diavolo lavora e come noi dobbiamo rispondere, no? Quando mi sono avvicinato a sua mamma, no? Alla mamma di Pietro, abbiamo cominciato a parlare, no? E sua mamma ha fatto un commento, ha detto, ma che bravo ragazzo che è questo, no? E sai, io ho cominciato a gongolarmi un po'. E alla fine, quando ci siamo lasciati, abbiamo parlato per quasi un'ora. Alla fine, quando ci siamo lasciati, no? Io volevo fare una preghiera per lei. E eravamo in mezzo a tante altre persone, no? Lei seduta sulla carrozzina. E il Signore ha cominciato a dire, io voglio essere partecipe di questo, no? La cosa interessante, fratelli, è che io non mi vergogno di dire questo. Sai perché? Perché poi alla fine il mio spirito ha vinto. Ho cominciato a guardarmi in giro, no? Così, come dire, chissà chi mi ascolterà, mi vergogno un pochino. Il Signore ha detto, ehi, mi fai partecipe di questa esperienza? Ho preso la sua mano in mezzo al piazzale dove c'erano tante altre persone che guardavano, ho detto, Signore, insieme a me fallo. Abbiamo preso la mano, abbiamo pregato in mezzo agli altri hanno visto che noi abbiamo pregato, ho detto, Signore, gloria a te. Perché il mio vecchio Sandro voleva non avere vergogna di te, ma il mio nuovo Sandro, il mio spirito, ha vinto sopra la carne. Caro mio, quante sfide noi abbiamo tutti i giorni. E sai perché non vinciamo? Perché noi non vogliamo partecipare delle nozze dell'agnello, perché noi non vogliamo sposarci con Cristo tutti i giorni. E se non erro, la parola di Dio ci dice che noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. È vero o no? Tu ricordi questo testo? Se tu fai sposare lo Spirito Santo con la tua vita, non c'è sfida che noi non possiamo vincere. Ma noi molte volte diciamo, Signore, sono troppo occupato, lasciami in pace, devo fare le mie cose, no? Un giorno il mio ex capo di lavoro, e noi facciamo così, questa è un'immagine molto interessante. Il mio capo di lavoro, ero lì che lavoravo, il computer, tutto intenso, no? Intensamente. Dai, vieni che andiamo a bere un caffè. Il mio capo, ok? La risposta mia è stata, un attimo che devo lavorare. Gente, c'è qualcosa che non funziona. Dio a volte ci dice, andiamo insieme. Ah, Signore, sono troppo occupato per fare le mie cose. È il tuo capo. Gesù è il tuo capo, gente. Gesù è il mio capo, è il tuo capo. E Lui vuole inserirsi in tutte le attività della tua vita. Permettigli di intromettersi in tutto quello che Lui vuole fare insieme a te. Secondo punto. Il primo punto è l'amore di Dio si concretizza sempre in un invito quotidiano nella nostra vita. Questi servi hanno detto di no, e ti posso dire anche una cosa, che qua dice che Gesù, il Signore, questo re, si è arrabbiato, è vero o no? E ha mandato i suoi servi a distruggere le città di questi servi. Allora, ti do una brutta notizia. La parola di Dio ci dice che Dio è amore, è vero o no? Sì? Ricordi questo? Ma Dio è anche giustizia. E quando Dio si arrabbia della sua ira santa, qualcosa succede, perché la parola di Dio ci insegna che Dio è la stessa cosa sia nella giustizia che nell'amore, e la Bibbia parla in ugual misura sia di amore che di giustizia, e Lui manda a fare questa giustizia, allontanando questi servi da sé. Ma siccome l'amore di Dio non può essere contenuto, perché se Dio è amore è una caratteristica della persona di Dio, Lui ha detto, ok, questi non vogliono, io vado a cercare delle altre persone. E guarda cosa fa. Andate, versetto 9, andate dunque ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. E quei servi usciti per le strade radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi, buoni, e la sala delle nozze fu ripiena di commensali. Allora lui è andato a chiamare delle persone e usa un'espressione molto interessante qui. Andate a chiamare quelli che ci sono ai crocicchi delle vie, no? Persone che erano davanti a delle vie, magari una andava a destra, una a sinistra, una dritta, e non sapevano dove andare.
Gesù chiama le persone che non sanno dove andare. Gesù chiama le persone alla sua festa chiedendo: non sai dove andare? Vieni con me. O ti sei mai trovato in un momento della tua vita in cui hai detto: Signore, non so più cosa fare, non so che direzione prendere, non so qual è quello che devo fare nella mia vita perché succeda qualcosa di buono. Queste persone erano lì agli incroci delle vie e dicevano: io non so cosa fare. E in quel momento spunta un servo del Signore e dice: vieni, partecipa alla festa insieme a me. Allora, tu che sei qua oggi, no? Che forse da tanto tempo stai dicendo: Signore, e adesso? Dove vado? Ho un grosso punto di domanda. La mia famiglia è così, i miei figli sono così, il mio marito è così, la mia moglie è così, nella mia chiesa ho questa situazione, ho tante cose che non so che direzione prendere. Il Signore dice: vieni alla mia festa, c'è qualcosa che io devo fare insieme a te, vieni a gioire insieme a me di quello che io farò nella tua vita. E in quel momento lì queste persone hanno risposto sì. E ancora una volta ti dico, noi rispondiamo sì al Signore quando siamo in fondo al pozzo, quando non sappiamo più cosa fare. Fratelli, vi rendete conto com'è la nostra natura? Quando noi siamo autosufficienti, c'è una parola che noi usiamo spesso, no? Che è una parola benedetta da una parte e maledetta dall'altra. Sapete cos'è? Che parola è? È composta di 2 letterine. È la parola io. Io. Quando noi siamo autosufficienti, vi ricordate l'espressione dell'Apostolo Paolo, Galati 2,22? Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quindi l'Apostolo Paolo comincia a mettere il Dio dove? Sempre da parte, no? Ma quando noi siamo ripieni di io, allora noi non rispondiamo mai sì al Signore. Queste persone erano a un incrocio della loro vita. Il Signore li ha chiamati all'interno della festa e gli ha detto: volete venire con me a festeggiare una parte della vostra vita? E queste persone hanno risposto: sì, Signore, voglio. Certo che voglio. Sono qua che non faccio altro. Io voglio partecipare a questa festa. E queste persone sono arrivate. Hanno riempito la sala e il Signore, il Re, ha cominciato a gioire insieme a loro. Ti posso dire una cosa: quando tu fai partecipe il Signore della tua vita e tu partecipi alla sua festa, il Signore prova una gioia immensa. Perché Dio è un Dio che prova sentimenti, lo sapevi questo? Dio si arrabbia, Dio prova gioia, Dio è triste, si rattrista. È vero o no che lo Spirito Santo dice che si rattrista con i nostri peccati? Sì o no? Quindi Dio diventa triste? Certo che diventa. È un essere vivente come noi siamo, perché noi siamo fatti a sua immagine, quindi i sentimenti che proviamo noi li prova anche Lui. E quando noi facciamo partecipe Dio di questa festa e Lui della sua, Dio si rallegra. Cari fratelli, se tu sei a un incrocio della tua via, della tua strada, della tua vita e non sai cosa fare, partecipa alle nozze del Signore. Lui ti sta facendo un invito per partecipare a questa festa. La cosa interessante è l'ultima cosa che ti voglio dire questa mattina. In mezzo a questi commensali, però, c'era un problema. Tutti avevano un abito nuovo, ma uno no. Sapete come succedevano nell'antichità le feste di matrimonio, specialmente quelle dei re, no? Dove il re aveva chiaramente delle possibilità economiche. Ora, il re invitava queste persone, chiaramente non erano delle persone ricche, ma erano delle persone umili, no? Che non sapevano cosa fare nella vita. Queste persone sono state invitate e il re metteva a disposizione nell'antichità tutti i vestiti del suo guardaroba e quindi le persone cosa facevano? Arrivavano, si toglievano i propri vestiti, si mettevano un abito adatto al matrimonio, ok?
un abito regale, un abito di quelli belli, veramente costosi, e cominciavano a partecipare della festa che il re aveva organizzato. Ma ce n'era uno che non voleva mettersi l'abito nuovo. C'era uno che voleva partecipare esattamente così com'era. Allora ti posso dire una cosa, l'abito nella parola di Dio è lo stile di vita, no? Quando io entro a far parte della festa del re, ti posso dire una cosa, la mia vita non può rimanere esattamente uguale a quella di prima, perché qualcosa deve cambiare, il mio abito, la mia vita deve cambiare. Io trovo nella parola di Dio persone come l'Apostolo Paolo. Ti ricordi la conversione dell'Apostolo Paolo? Da persecutore è diventato un perseguitato, il suo abito è cambiato. Abramo, che era un idolatra, un fabbricante di idoli, è diventato un monoteista, lui ha creduto in un Dio unico, ha cambiato radicalmente la sua vita. E persone come Noè, che era un agricoltore, è stato chiamato a fare che cosa? Un ingegnere navale, ha fabbricato l'arca. Gente, è cambiato qualcosa nella sua vita. In cosa è cambiato nella nostra vita? Abbiamo cambiato abito nella nostra vita o siamo rimasti tal quali fino ad oggi? Perché se siamo rimasti tal quali qualcosa non funziona. Qualcosa c'è che non funziona, fratelli. E dobbiamo fare un'analisi, a volte dobbiamo permettere allo Spirito Santo di dire: caro mio figlio, cos'è cambiata nella tua vita fino ad oggi? E quando io penso ai frutti dello Spirito Santo, non ai frutti, al frutto dello Spirito Santo, 9 caratteristiche: amore, pace, longanimità, bontà, benignità, dolcezza, autocontrollo, gioia e fedeltà. O dico: Signore, sì, io ho autocontrollo, ma la bontà, insomma. Signore, io ho dolcezza, però, sai, l'amore è una cosa... O tu pensi che qualcosa è cambiato nella tua vita? È come se noi prendessimo un arancio, no? Hai mai visto un arancio crescere a metà su un albero? Un arancio è completo con tutti i suoi spicchi, no? E questo è il carattere, l'abito cristiano che noi dobbiamo cambiare. E queste persone avevano permesso al re di rivestirle in modo completo, di togliersi il suo vecchio abito, sporcizia di peccato, persone indecise nella vita che si sono messe un abito regale e hanno cominciato a partecipare di questa nozze dell'agnello. E in quel momento c'era una persona che non aveva cambiato assolutamente niente, era entrato nella festa e la sua vita era rimasta tal quale. In queste feste dove i re organizzavano le nozze per i figli, il re si presentava per ultimo, arrivava, ok? Come si vede proprio nei film, no? Dell'epoca, arrivava e tutta la sua gloria era rivelata davanti ai convitati, no? Agli invitati. Provate a immaginare il re che si ferma davanti a una moltitudine di persone, indica una persona, tutti si fermano ad ascoltare il re e dicono, e il re dice: come mai tu non hai l'abito nuovo? Come mai la tua vita non è cambiata? Come mai niente ha fatto una mutazione? Come mai sei rimasto quello di prima? Voi trovate una risposta in questa persona? Dice la parola di Dio che lui è stato in silenzio. Fratelli, quando noi dobbiamo confrontarci con Dio faccia a faccia e Dio ci dice è così, non abbiamo tanto da dire, non abbiamo tanto da giustificarci. No? Vi ricordate di Giona che era scappato, provo a immaginare, no? Era scappato dal Signore, ok? Dio gli aveva dato un incarico e lui era fuggito dal Signore, dalla presenza del Signore. Lui era stato mandato a evangelizzare i Niniviti, che erano i nemici giurati di Israele, e lui era scappato in Spagna, no? È interessante se tu vai a leggere questo libro, no? Che la Spagna era simbolo di gioia, di divertimento, no? Come oggi. La Spagna è il mito dei ragazzini,
ok? E a un certo punto Dio gli manda una tempesta nella sua vita, in questa barca dove lui stava scappando. Lui dormiva là nel fondo della nave, qualcuno l'ha svegliato e gli ha detto, ma tu sai perché? Lo so perché c'è questa tempesta, è Dio che me la manda, perché io ho cercato di non mettermi l'abito di nozze. Allora a volte, fratelli, Dio manda una grande tempesta nella nostra vita e ci dà una bella scossa nella barca per dire, ehi, ti vuoi mettere l'abito adatto, sì o no? E c'è un detto qua in Italia, non so se anche negli altri paesi del mondo. Per vedere un vero credente, i maschi, no? I maschi. Per vedere un vero credente maschio, mettilo su un campo da calcio. Per vedere una vera credente donna, mettila in una gioielleria. Lì tu ti renderai conto se il tuo abito è cambiato. Fratelli, ho visto partite di calcio tra squadre di credenti dire e fare di quelle cose, ho detto misericordia. Misericordia, ho detto, ma questi sono i credenti della domenica proprio. Fratelli, abbiamo l'abito nuovo per partecipare alle nozze dell'agnello. Perché un giorno il Re verrà da me e da te, ci guarderà negli occhi e ci dirà, come mai il tuo abito non è quello che io ho dato a te? Perché questo abito, fratelli, rappresenta la grazia di Dio, completamente gratuito. Lì devi solo togliere il tuo, mettere il suo e dire, wow, sono un invitato alla cena del Re, alle nozze dell'agnello. È tutto gratuito. Ma noi cosa facciamo? Signore, io sono così, io credo, hai mai sentito questa frase? Credo a modo mio. C'è questa frase mitica, no? Credo a modo mio, ma c'è un modo mio. Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. C'è un modo esclusivo per andare alle nozze dell'agnello, passare attraverso Cristo. Non ce n'è un altro. Quindi tu che sei qua stamattina, il Signore ti sta invitando a una festa di nozze. Lui ha organizzato tutto. Sta dicendo, figlio, ho preparato i miei vitelli ingrassati, il cibo è pronto. Forse tu hai mangiato fino ad oggi briciole. Ci sono piatti enormi, pieni di delizie che io ho preparato per te, per la mia e per la tua vita. Ti ho dato l'invito. Entra nella mia festa, sposati con l'agnello, fai entrare Gesù nella tua vita e vedrai cosa cambia. Parteciperai a una gioia che non hai mai sperimentato. Ma molte volte noi rispondiamo no. Signore, voglio tante altre cose, ho le mie attività quotidiane, lascia perdere. Una persona che è la figlia di Billy Graham, uno dei più grandi evangelisti del nostro secolo, no? Un giorno è stata intervistata nel 2002, subito dopo il disastro delle Torri Gemelle, ok? In una televisione pubblica americana gli hanno chiesto, ma dov'era Dio nel giorno 11 settembre 2001? La sua risposta è stata questa, esattamente dove noi l'abbiamo messo, fuori dalle nostre vite, fuori dalle nostre famiglie, fuori dalla nostra nazione. Come stanno le tue torri gemelle? Forse Dio è rimasto chiuso fuori dalla porta e non hai risposto sì al suo invito. Puoi farlo oggi. La nostra vita può cambiare oggi. Possiamo partecipare sì alle nozze dell'agnello. Pompeo e Rossella, le vostre nozze sono vicine. Invitate l'invitato principale che è il Signore. So che avete già fatto, ma Lui vuole essere il primo. Ok? Chiudi i tuoi occhi e cominciamo a pregare insieme. Sicuramente, tante volte noi abbiamo detto no al Signore, non voglio partecipare perché sono impegnato, ho da fare.
Ma il Signore sta dicendo, rispondi sì al mio invito, perché il mio cibo è pronto, la mia festa è preparata. Non deludermi, figlio mio, fammi partecipare a tutto quello che hai preparato per te. Signore Dio nostro, in questo momento noi vogliamo presentarti, Signore, le nostre vite. Tante volte, Signore, abbiamo detto no al tuo invito. Che siamo credenti o che non siamo credenti, non è questo l'importante. Perché tante volte noi vogliamo Gesù come Salvatore, ma non come Signore. Signore vuol dire che partecipa di tutto, Lui è il capo della nostra vita. Signore, ma questo invito a nozze è per noi questa mattina. Che tu possa, Signore, aiutarci a fare una scelta per essere insieme a te in questa festa meravigliosa. Un giorno, Signore, le nozze dell'agnello saranno celebrate in cielo, perfette. Allora sì che sarà un'adorazione perfetta. Ma tu vuoi, Signore, che viviamo un angolo di cielo anche qua sulla terra oggi. Che tu possa, Signore, convincere i nostri cuori che queste nozze sono per noi, per me e per te, che sei qua stamattina in questa sala di culto. Tu vuoi partecipare a queste nozze, a questa festa? Se tu vuoi, io voglio pregare insieme a te questa mattina. Ti prego di alzare la tua mano e di riabbassarla subito dopo. Dio ti benedica, 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 Dio ti benedica nel nome di Gesù, Dio ti benedica. C'è qualcun altro che sta dicendo, Signore, la mia vita è un incrocio, sono lì all'angolo della strada e nessuno mi sta invitando, il Signore ti sta invitando, sta dicendo sì, voglio te come partecipante alla mia festa. Tu vuoi partecipare alle nozze del Signore? Alza la tua mano, io voglio pregare per te nel nome di Gesù. C'è qualcun altro? Amen. Alziamoci tutti in piedi e cantiamo l'ultimo inno che noi abbiamo cantato insieme prima. E mentre questo inno, canteremo questo inno, io ti chiedo che tu che hai alzato la tua mano, di venire qua davanti insieme a me a pregare. Io voglio pregare non per te, ma insieme a te, affinché tu possa partecipare delle nozze dell'agnello che Lui ha organizzato ogni giorno per la tua vita. Amen? Ora tu che hai alzato la tua mano, vieni fratello, vieni sorella, vogliamo pregare insieme.